Buonasera da Taglio di Po, Fiera del Carmine 2026, come sempre un grande successo. Noi siamo davanti allo stand gastronomico perché ci fa piacere vedere e andare a trovare le persone che stanno gestendo questo stand gastronomico, perché con questo caldo sicuramente è stato un grande sacrificio e naturalmente onore al merito a tutti i volontari che riescono a fare ogni anno di questa fiera un fiore all'occhiello di tutta la provincia di Rovigo, ma soprattutto con questo caldo se la sono decisamente guadagnata. Andiamo a conoscerli. Can't stop, addicted to the fast life. Feels like we're living in the past life. Kissed you goodbye and said so long. Follow me, I'll lead you to the other. Nico Bozionato, giovanissimo segretario qua della Fiera di Taglio di Po. Che fiera è quest'anno, Nico? Allora Leandro, quest'anno è una fiera che ci stupisce sempre di più. Abbiamo avuto 2 serate di pioggia, purtroppo ieri sera non abbiamo lavorato molto, ma questa sera, come puoi vedere, stiamo recuperando. E spettacoli di qualità, gastronomia di qualità, quindi insomma noi vi aspettiamo tutti per quest'ultimo weekend, venerdì, sabato e domenica. Ecco, ricordiamo chiuderà il 19, dico bene? Sì, chiudiamo il 19 domenica con l'estrazione della lotteria, con in palio la nostra auto, la Jeep Avenger, che trovate all'ingresso dello stand gastronomico. Sabato invece la tombola di 5.000 euro. Ecco, noi abbiamo fatto un giro per la gastronomia. In quanti siete? Abbiamo visto Siamo giovanissimi, persone sì, un po' meno giovani. Tra lo stand, il bar e tutte le persone che lavorano dietro le quinte siamo oltre 70, quindi un grande impegno. Grande Mirko, grande tutto lo staff. Guarda, faccio vedere un veterano, guarda qua. Can't stop, addicted to the fast life. Feels like we're living in the past life. Kissed you goodbye and said so long. Follow me, I'll lead you to the other. I left my girl and didn't come back. Want to love the world and didn't love back. Traded in my soul to get a passport. Since then my life's been on fast forward. I've seen the ghost, I've seen the unicorn. Freelance my way without a uniform. Why be the goat when you could be the boy? Why be the